Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel live splash del vostro marito Iniziamo. Oggi parleremo di una parolina segreta, ma prima impariamo bene che i sogni muoiono all'alba. Mi avete capito bene? I sogni muoiono all'alba. Oggi capiremo che bisogna stare svegli. Sì, avete capito? Ogni tanto bisogna stare svegli. Ho parlato dei materassi, ho parlato delle opzioni Z, ho parlato di tante cose, ma oggi soprattutto alle signore devono imparare che bisogna capire che i sogni muoiono all'alba. Ma prima di fare questo, il vostro manetto veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale YouTube di Hildegarda, nel canale YouTube del vostro manetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove in Face abbiamo un gruppo radionica, radiostesia, tarologia ed ermetismo, dove siamo più di 1450, il link sono sotto qui in descrizione e puoi venire anche tu, è gratuito. In più abbiamo anche i casti sacerdotali. In più il vostro marietto dal 2015 ha fondato un sito che si chiama il capitano.alterista.org, dove ha messo più di 20 book fatti sempre marietto veneziano, in cui praticamente ci sono tantissimi circuiti radionici, quadranti radiostesici, tutti gratuiti. Ne hanno già scaricati qualcosa come 150.000 e il vostro Marietto dal 2015 ha già regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiostesici con tanto di istruzioni. Quindi il Marietto qualcosa ha fatto. In più con il The Garden abbiamo aperto una sezione shop dove si possono comprare e acquistare dei servizi esoterici, tra cui anche questo bellissimo ciondolo munetto delle proprietà importanti dal prezzo di 150 euro più 10 euro di costi di spedizione. Qui ci sono altri prodotti esoterici. L'importante è che si paga tramite PayPal. Se volete consulenza privata, invece qui sopra il numero Telegram per potermi contattare. Vi ricordo 20 euro 45 minuti. Bene, parliamo un po' di questa situazione delle persone che a un certo punto nella loro vita, soprattutto il lato femminile, che capisce che sogni muoiono all'alba. E quando succede questo? Quando praticamente le donne, soprattutto, no, incontrano le persone e in un certo senso, vengono catturate da una parolina magica e dovete sempre stare attento, no? Quando il tipo dice io non mi voglio impegnare, a livello psicologico scatta una guerra, una calamita, una schiavitù, chiamatela poi come volete, nel subconscio del lato femminile della persona, perché può essere anche un uomo quando sente, trova una donna che dice io non mi voglio impegnare, a questo punto scatta dentro la persona una molla che fa in modo che lei deve essere vittoriosa su questo che non si vuole impegnare. E allora dice, io questo qua lo voglio mio, per il semplice fatto che nessun'altra è riuscito a impegnare. E lì dovete stare molto attenti, cari miei, molto attenti, perché sono strategie che la parte maschile mette sempre in campo per, non dico sodomizzare, il marietto questo termine non lo usa, non dico fregare, perché il marietto queste cose qui non le dice, però è una tecnica, no, che i narcisisti sanno tranquillamente usare o dicono non è scattata la scintilla e io poi non mi voglio impegnare. A questo punto nella donna nasce nel lato femminile, che potrebbe essere anche un uomo con una donna e viceversa, nasce una forma di rivalsa nei confronti delle altre che la rende vulnerabile e da lì entra in una spirale estremamente negativa e molte, ma dico molte donne cadono in questa trappola e dopo si salvi chi può. Si salvi chi può per il semplice fatto che con quella frase io non mi voglio impegnare o delle frasi simili praticamente attivano nella donna la caccia a essere la prima nei confronti di questo io non mi voglio impegnare. Poi magari è il più, o capite, più, non fatemelo dire a me, però capite che lì dovete stare attenti. Quando sentite questa frase, care signore, cari lati femminili, prendere quattro e andare via, perché questa è una strategia di marketing, una strategia psicologica per sodomizzare, no, non lo voglio dire, per in un certo senso essere vittorioso sulla preda. Praticamente la preda non è lui,
ma lui è il carnefice e voi siete la preda. Bene, cari amici, dopo questo sogno che muore all'alba, il vostro marito vi ringrazio di avermi seguito fino qui e mi raccomando, andate nel sito del capitano, il link qui sotto, e scaricate tutti i circuiti per attivare queste protezioni per fare in modo che non incontrate questi soggetti che poi vi renderebbero la vita quello che insomma non dovrebbe essere. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao, da vostro marito veneziano.